diacono Wallace e approfittando anche Maurizio che è già diacono con la sua famiglia, ma questa consapevolezza vogliamo ricevere, diciamo, che il Signore vi aiuti ad aiutarci. Amen? Perché non c'è complimenti né auguri, c'è preghiera. Preghiamo per loro. Mettiamoci in piedi. Mettetevi in ginocchio per favore, preghiamo per la famiglia. Bene Maurizio e Daniele, preghiamo per loro che svolgono questo ministero e hanno bisogno di avere saggezza per fare quest'opera insieme. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te in questo momento e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, Signore, del privilegio che ci dai di poter avere qua in questa base questi due uomini di Dio insieme alla loro famiglia che ti servono in questa chiesa, che tu possa sostenerli, dargli la grazia, la forza, che tu possa, Signore, essere con loro nel loro bisogno, che tu possa essere con loro nel ministero che tu ci hai fidato, Signore, che tu gli hai fidato, che loro possano crescere in grazia, in conoscenza e che la loro famiglia, Signore, sia protetta, Signore, che la loro famiglia siano protetta nella protezione del tuo sangue, che le mogli possano avere la saggezza di essere prudenti, sagge, che edificano, che i figli crescono nella tua grazia e nella tua conoscenza e che la tua benedizione sia su di loro. Sostienili, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica. Accomodatevi, fratelli. Siamo in diretta, siamo riusciti. Pace a tutti che sono in diretta con noi. Meditiamo sulla parola di Dio, fratelli. La parola corruzione è oggi il tema del messaggio di questa mattina. Quando il Signore ha fatto tutto, ha creato l'uomo, ha fatto terra, cieli, mare, fiume, gli animali, i vegetali, tutto quanto. Anche gli uomini, ha creato il primo uomo. La Bibbia dice che lui ha guardato tutto e era tutto perfetto. Scusate, ci sono i bambini, oggi è perché i dolori sono così forti che la testa sconvolge. I bambini alla classe felice, scusate. Padre, nel nome di Gesù vogliamo benedire ognuno, la loro famiglia, che questa classe sia di benedizione a loro e che questo semi possa generare 30, 60 e anche a 100 nel nome di Gesù. Amen. Allora, come dicevo, la corruzione della terra è venuta tramite il peccato. Una volta che l'uomo ha disobbedito, ha preso strada diversa di ciò che il Signore aveva stabilito, il peccato è entrato e ha distrutto tutto, ha contaminato, corrotto. Quando Dio ha creato tutto, Lui ha visto che tutto che ha creato era buono. La parola originale vuol dire perfetto. E questa perfezione c'era finché il peccato è entrato. Con Gesù noi non usciamo dalla situazione di peccatori, noi usciamo dal dominio del peccato, ossia abbiamo forza, autorità per vincere il peccato. Quando questo primo uomo ha peccato, si è allontanato dal Signore, ha perso, perché il peccato ci fa perdere la comunione,
ci fa perdere il rapporto con Dio, ci fa perdere anche la benedizione, i privilegi che abbiamo come popolo di Dio. È vero che la rugiada e che il sole, la pioggia scende per tutti, ma la manna scendeva solo per il popolo di Israele, sì o no? C'era colonna di fuoco solo nell'accampamento di Israele, sì o no? Quindi con Dio c'è sempre qualcosa straordinario. Non dirò in più, dirò straordinaria. Quando le generazioni sono passate, noi vediamo nella genealogia diverse persone che si sono deviate, che hanno mantenuto il rapporto con il peccato e non hanno voluto avvicinarsi dal Signore. Ma ci sono anche altri che hanno desiderato servire il Signore. Un esempio era Enoch. La parola dice che Enoch camminò con Dio e fu rapito, preso, portato dal Signore, perché camminava con Dio e nessuno lo vide più. Quindi lui ha scelto camminare con il Signore in mezzo a una generazione di impietà. La parola impietà viene di empio, che viene di Pio. Chi non conosce Padre Pio, no? Perché Pio vuol dire viene di pietoso, di pietà, uno che esercita la pietà. Invece empio è l'opposto, è quello che pratica, che esercita il contrario della pietà, che è la cattiveria. La cattiveria verso chi? Verso Dio. Come esercitare la cattiveria verso Dio? Come essere cattivo con Dio? Possiamo dire io sono cattivo con Tizio, con Caio, sì o no? Io sono cattivo con Wallace, con Maurizio, ma con Dio chi può essere cattivo con Dio? Perché la cattiveria non è comportarsi, non è fare il male, è comportarsi male. Uno che è cattivo si comporta male. Ossia, quando uno è cattivo verso Dio, si comporta male verso Dio, ossia, pratica questa impietà, perché non ha il timore, lo Spirito Santo della sua vita che esercita, che fa quella persona avere la pratica pietosa, che è il frutto dello Spirito Santo. Allora, quando quella generazione ha scelto la corruzione, ha scelto l'impietà, ha scelto essere empi, c'è stato uno che ha scelto ubbidire, ossia comportarsi bene. Nel testo che abbiamo letto, nel 22 dice: Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, ossia ha voluto, ha desiderato, ha scelto ubbidire. Perché ubbidire è una scelta, non c'entra emozioni. Noi abbiamo partecipato di un grande evento adesso, la conferenza biblica missionaria. Ma che presenza di Dio, che grazia, che parola, che tutto. È finita. E adesso continua la nostra vita. Adesso continua, giorno dopo giorno, noi avremo l'impegno di scegliere, ubbidire il Signore. Di che modo? Facendo tutto quello che Lui ci ha comandato. Invece, nel testo del versetto 11, nello stesso testo, la Bibbia dice: la terra era corrotta davanti a Dio, ossia l'ambiente, il scenario, la situazione era come corrotta. Un mondo
cattivo, possiamo usare questa parola, avendo già la conoscenza di cosa significa cattiveria, comportarsi. Cattiveria cosa vuol dire? Comportarsi male. Allora, il mondo era cattivo perché si comportava male davanti a Dio, ossia non aveva scelto vivere la volontà di Dio, non ha scelto seguire i comandamenti di Dio. Ma scusate, per caso i 10 comandamenti esistevano lì? No. Perché? Perché prima dei 10 comandamenti c'era la legge patriarcale, che veniva dalla coscienza. Chi non ha questa coscienza? Sì o no? Quante volte noi ci sdraiamo e stiamo a ragionare su una parola che abbiamo ascoltato o su un'azione che qualcuno ha avuto verso di noi, e lì quella coscienza ci fa meditare, pensare se ciò che abbiamo fatto, il modo che ci siamo comportati è stato buono o cattivo. Perché è nel campo della coscienza che Dio esercita suo giudizio. Per questo la parola dice che neanche i passi sbaglieranno la via dei cieli. Perché il campo della coscienza, Dio esercita il suo giudizio e la sua parola, perché nessuno può tirarsi indietro davanti alla verità di Dio, perché nessuno può oscurare, nessuno può tappare, nessuno può coprire la verità di Dio, perché la verità di Dio è la verità di Dio. Non si può trascurarla, nasconderla. No, magari fra noi omettiamo. Tu hai detto questo? No, non ho detto. Con paura. Tu hai fatto questo? No, non l'ho fatto. Ma nel campo del giudizio, che è la coscienza, c'è Dio presente, sia credenti, non credenti, di colore bianco, giallo, viola, non importa chi siamo, quale lingua parliamo, la coscienza è una sola. In quel campo Dio è seduto a giudicare. Ah, pastore, ma ci sono persone che ammassano coscientemente. È vero? Sono consapevoli della loro cattiveria. Per più che loro vogliono convincersi che quello che ha fatto è stata una difesa, quante persone che nella autodifesa ha fatto male agli altri e hanno avuto dei seri problemi perché hanno dovuto fare terapia per trattarsi, per capire che quello che ha fatto è stata un'autodifesa e che non ha colpa, ma la coscienza dice, anche se tu hai fatto di quel modo per autodifendersi, tu hai fatto male, perché il male sarà sempre male. Il male sarà sempre, non c'è più differenza in questo mondo che noi viviamo fra il male e il bene. Il bene diventa male, il male diventa bene. È così o no che stiamo trovando questa generazione? Era questa di chi la parola ci parla ora. Questa generazione qua era quella che voleva travestire la verità, la bugia in verità, le tenebre in luce, ossia noi siamo signori della terra, avendo la loro verità. Ma anche se uno sia un grande filosofo, uno che ha un pensiero forte, che nella società le persone prendono quella... Quante persone prendono una frase e condividono su social, perché che bella frase.
perché noi siamo in una generazione di influencer. Le persone influenzano altri, ma questa generazione sarà la peggio possibile che è esistito nel mondo, perché sono uomini che influenzano uomini. Noè ha scelto essere influenzati da Dio. Noè ha scelto avere come riferimento Dio. Il testo agli ebrei dice, guardando, ossia fissando gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Il problema, noi possiamo ammirare gli altri, ma non possiamo avere gli altri come nostro riferimento di vita. No, le persone sono importanti, le persone fanno parte della nostra vita, le persone sono qui e ci aiutano e ci sostengono e ci coinvolgono e partecipano nella nostra vita, ma le persone passano, muoiono, falliscono, cadono, sbagliano. Chi è fedele per sempre? Chi è il Signore? È Lui, è il Signore Yeshua. Noi abbiamo perso questo riferimento, la generazione attuale ha perso riferimento. Ora noi apriamo internet, c'è uno che dice come vestirsi. Apriamo internet, c'è uno che dice che profumo è meglio. Io porto con me alcuni ricordi. La mia bisnonna. Quando penso a lei, viene il suo profumo, perché era quel profumo caratteristico suo, era il suo gusto, era il suo piacere. Ma oggi noi siamo influenzati di persone che non sappiamo nemmeno chi sono, che appaiono lì davanti allo schermo e vogliono dire cosa dobbiamo fare. Noi non abbiamo più rapporto con la parola perché qualcuno ci parla la parola. Noi non cerchiamo più. Ossia c'è uno che fa un devozionale per la cura, un altro che fa un devozionale per l'anima, un altro che fa un devozionale per la coppia, un altro che fa un devozionale per i figli, un altro che fa un devozionale per lavoro. Sono cibi in lata. Perché noi non stiamo cercando il Signore, stiamo cercando le persone che ci portano il Signore. Speriamo bene che queste persone ci portino il Signore veramente, perché non so se loro veramente ci portano il Signore o se loro ci portano i loro ideali, la loro ideologia, il loro modo di pensare. Cosmovisione biblica. Cosa vuol dire? È la visione della parola, è mettere gli occhiali della parola e dire non vedrò con i miei occhi, queste lenti mi faranno vedere con gli occhi della parola. Quindi riceviamo tutto oggi che viene da qualcuno. Quando il Signore ha strappato il velo di separazione. È come se la nostra generazione, che è la generazione della grazia, volesse tornare indietro per avere un intercessore, un intermediario, come i giudei dicevano perché Mosè, quando c'era già Gesù. Questa generazione
sta indebolendo la sufficienza di Cristo, il sacrificio di Cristo, la croce di Cristo. Quando la parola dice che non c'è altro, non c'è nessun altro, e che c'è solo uno mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù nostro Signore. Noi lo abbiamo vicino, noi abbiamo dentro di noi, ma è come se fosse uno sconosciuto, perché noi stiamo cercando di mantenere i rapporti con le persone più di che con il Signore. Generazione corrotta, mondo corrotto e chiesa corrotta. Noi stiamo perdendo i principi. E quando perdiamo la via dei principi, noi ascoltiamo meno, vediamo meno, sentiamo meno. Siamo più deboli, fragili. Molliamo per nulla. Immaginate questa generazione attuale se dovesse affrontare i leoni. Immaginate questa generazione attuale se fosse in Nigeria, in Sudano. Meno male che là l'internet non c'è. A volte io penso che il Signore priva loro di tante cose che noi non abbiamo qua, perché se loro avessero tutto che noi avessimo qua, magari loro non sopporterebbero la persecuzione. Ma sa perché si mantengono in fede? Perché magari loro non hanno quello che noi abbiamo, un telefono che c'è la Bibbia, e a volte loro hanno solo una foglia, un foglio strappato da un testo biblico, che è quello che hanno. Ma sono resistenti, sono capaci di morire, di non negare Cristo. Quella generazione del capitolo 6 di Genesi era la generazione della tecnologia dell'epoca. Oggi noi siamo una generazione molto avanzata, ma paragonando a quell'epoca, con tutto quello che loro avevano, è come se loro fossero la generazione di oggi nostra. Perché in quell'epoca loro avevano scoperto come manovrare il fuoco, il ferro. La Bibbia dice che c'era uno che suonava gli strumenti, hanno creato gli strumenti, altro lavorava con l'arma, con coltello, con spada, altro lavorava con la terra, coltivava la terra. Quanti attrezzi loro avevano. Oggi abbiamo i camion, ma loro in quell'epoca con la loro tecnologia loro avevano anche gli attrezzi che lavoravano la terra. Quindi in quell'epoca è come se quella generazione fosse la generazione più attuale, più avanti, e si sono coinvolti con quel tempo. Sa qual è il problema? È che le persone si coinvolgono col tempo e non si coinvolgono col Signore del tempo, perché i tempi passano. Mi ha dato mio papà un telefono, mio primo telefono cellulare, uno che aveva un'antennina così, nem mi ricordo, no, non era un Nokia, era un Siemens, non mi ricordo, era un Siemens, ma sembrava un mattone. Quando mi ha dato quello Siemens, era quello che avevo, era tutto ciò che era di moderno di quell'epoca. Quando i miei amici vedevano quello, mamma mia, guarda tuo telefono. Il Signore del tempo era presente in quell'epoca e è presente oggi.
Ma mi ricordo, parlavo con Renato, pastore Renato della Germania, che molte volte noi volevamo andare alla preghiera e lui non aveva telefono, neanch'io, e noi non sapevamo come incontrarci. Cosa facevamo? Pregavamo. E mentre ero in bagno, dopo che pregavo, quella voce diceva: vai a quella chiesa X. E la stessa voce parlava con lui, e quando io arrivavo là, o c'era lui o noi ci incontravamo alla porta. E gloria a Dio, io ero in preghiera perché il Signore aveva detto a me di venire qua, io ero in preghiera: parla anche con lui, Signore. Il Signore parlava. Chi sente più la voce del Signore? Non si sente più. Non si sente, perché uno che dice voglio fare così, fai e basta. Non domanda. Quella generazione corrotta non vuol dire che era solo nella cattiveria. C'erano quelli terribili che praticavano il peccato, perché Salmo primo si compie in tutta la storia dell'umanità. Chi sono quelli presenti del Salmo primo? Sono 4 persone. La prima è il giusto e la seconda è l'empio. Però l'empio è diviso in 3. È quelli che consigliano, è quelli che praticano e è quelli che coinvolgono. Quindi in tutta la storia dell'umanità ci sono queste 4 persone, sì o no? Il giusto, che sceglie essere giusto, rimanere; quelli che peccano involontariamente perché sono peccatori, non conoscono il Signore; quelli che peccano consapevolmente, sanno che hanno fatto lo sbaglio e sanno che quello che fa è sbaglio; e c'è pure quelli che oltre fare coinvolgono altri, ma fai anche tu. Quindi sulla storia ci sono queste persone. La generazione corrotta era la generazione piena di violenza. E quando noi parliamo di violenza, noi pensiamo alle armi, alle bombe, a uno che spara, alle guerre, così o no? Ma Giacomo dice che le guerre provengono dai cuori degli uomini, a cominciare per la invidia, a cominciare per la gelosia, a cominciare per la bugia. No, le guerre non cominciano con un carro di guerra, con i cavalli, con le spade. No, la guerra comincia qua, la corruzione comincia qua dentro, quando noi togliamo lo Spirito Santo, o meglio, quando noi diamo spazio alle opere della carne, e lo Spirito non rimane perché non condividi spazio con le opere della carne. Una volta che noi scegliamo operare tramite la carne, lo Spirito non rimane, va via, e noi siamo pienamente controllati dalla carne. E questa carne è violenta. Ci sono persone che ammassano per invidia, sì o no? Che ammassano per gelosia, sì o no? Sono cose che sembrano semplici, ma non sono. Il Signore stamattina ci mette in allerta, dicendo: attenzione generazione presenti, non permettete essere controllati dai sentimenti violenti. Quali sono i sentimenti violenti che ci mettono uno contro altri? Sì, così? Fra i pastori c'è molto questo.
Molto. Hai visto quel pastore parlando là con la tua pecora? Vuole portare alla sua chiesa. Dobbiamo stare attenti. Con lui è furbo, vedi? C'è o non c'è? E ci sono proprio queste persone che vogliono fare questo. Ma non è come contraccambio, è come ricevo. Il segreto non è come contraccambiamo, è come riceviamo il messaggio. Perché se non vogliamo litigare, non c'è guerra. No, lascia stare. La pecora è del Signore. Quella sorella appartiene al Signore. Dobbiamo stare attenti. Queste sono cose della giovanezza. Io quando ero più giovane, pensavo così. Il tempo passa e noi cominciamo a lavorare, lo Spirito comincia a trovare spazio nella nostra vita tramite un pochino di maturità, che capiamo che noi non abbiamo nessuno. Che chi riempie, chi svolta, che fa, chi opera è Dio. Noè poteva essere un ribelle. Noè non ha nascosto la verità delle persone, ma neanche ha fatto guerra con le persone, perché aveva lui la verità. E ci sono persone facendo guerra perché hanno la verità, la ragione. Io ho la ragione. Allora, io ti domando, è meglio avere la ragione o avere la pace? Fra le coppie, divorzio, perché io voglio avere ragione. Fra i figli genitori, litigio, problemi seri, perché vuole avere la ragione. Nel lavoro, nella società, quando vedo Gesù trattando la sua chiesa come pecora, io non vedo la pecora come un animale feroce. Vediamo? Com'è la pecora? Dolce, vulnerabile, tranquilla. Perché? Perché è così? Ah, guarda come è ingenua. Sì, sono. Perché la pecora può permettersi di essere così? Perché non esiste pecora senza pastore. E Salmo 23 dice: il Signore è il mio e nulla, non manca difesa, non manca giustificazione, non manca vendetta. Il lupo è venuto, allora la pecora può difendersi dal lupo? No, ma il pastore la difende, lo bastona, perché lui sappia che quella pecora c'è là un pastore. Quella pecora c'è un pastore che la cura, che la protegge. Nel momento che la pecora vuole prendere posto dal pastore, non è pecora, perché non è anche pastore, non riuscirà a essere pastore, e non è anche pecora, sarà lupo come i lupi. Noè, in una generazione corrotta, ha scelto seguire ciò che Dio gli aveva comandato. Pacifico, buono, amorevole,
gioioso, fedele. In una generazione di infedeltà essere fedeli è uno scherzo, sì o no? Io penso che gli uomini che sono qui presenti soffrono questo al lavoro. Perché un uomo di Dio non sta a guardare le donne fuori, sì o no? Gli uomini del mondo, quando passa una donna, aspetta. Ma gli uomini di Dio no. E nel lavoro, per essere diversi, che siamo presi in giro. Ma non importa. Non importa. Ma il scenario è così cambiato che neanche le donne ora scappano, perché c'è proprio una nuvola di infedeltà, di insoddisfazione. Tuo marito non è più quello di prima, o non lo vedo più come prima, non mi soddisfa come prima, non mi fa felice. C'è proprio una onda di insoddisfazione, perché Satana lavora in questo campo di battaglia, facendo che la persona veda solo i falli, gli errori, i difetti. E comincia a fare, come chi dice, il linguaggio tecnologico per mettere un post in evidenza. Chi paga per fare... No. Sponsorizza. Satana comincia a sponsorizzare. Guarda, ci sono uomini meglio. Guarda che prima non c'era questo di divorzio, adesso è normale. Ma Noè era lì. Sarà che la moglie di Noè era perfetta? Sarà che i figli di Noè erano perfetti? La tua moglie o tuo marito è perfetto? I tuoi figli sono? Ma è con loro che tu devi entrare dentro l'arca. Perché neanche tu sei perfetto. Quando noi pensiamo a questo, noi pensiamo nei valori di Dio, nel campo del giudizio di Dio. Noi sappiamo, nonostante la società attuale ci vuole dire che questo adesso è diventato normale, noi sappiamo nel campo del giudizio di Dio che quello non è normale. E possiamo scegliere di gradire Dio o di non gradire Dio. E chi non gradisce Dio non lo vedrà mai. Per questo viviamo in una generazione vuota, che cerca potenza di Dio in una pietra. Mi piace le cose mistici. È una generazione oggi che vogliono adempirsi o riempirsi con i simboli, con gli oggetti, come se Cristo non fosse sufficiente. Ma non è, sa perché? Perché non c'è. E nel momento che non c'è Cristo, non c'è sufficienza, non c'è perfezione, non c'è potenza, non c'è gloria, non c'è salvezza, non ci sono miracoli, non c'è rigenerazione, non c'è giustificazione. E viviamo in una generazione malata, che si rovina, ridotta. Con problemi psicologici, che non gestiscono più le sue cose e che ciò che hanno diventa peso, fatica, i figli, il marito, la moglie, la casa, è una fatica, quando doveva essere una benedizione.
O tu dirai come Giobbe, maledirai il giorno della tua nascita o della nascita della tua figlia, perché è diventato un problema. Ma per causa di chi? Noi stiamo accettando i rotoli che Satana sta dando alla benedizione che abbiamo ricevuto dal Signore. Quali sono i rotoli? Problema, difficoltà, fatica, peso. Questa bambina è diventata un peso, non vedo ora che vada via. Questo ragazzo, non ho più tempo, non riesco a gestirlo. Questo mio marito, lasciarlo, non ammassarlo. Sarà che la moglie di Noè non ha detto: che cosa tu fai? Che cosa fai? Cosa stai costruendo? Sarà che lei non ha domandato, non ha dubitato? Sarà che i figli anche? Io non credo che Noè è stato persuaso. È vero che loro sono entrati dentro l'arca, ma era molto per Noè persuadere sua famiglia. Perché quello che è successo con la famiglia di Noè è perché lo Spirito Santo ha lavorato nella famiglia di Noè, perché ha permesso Noè. È lui che convince l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. Chi è che convince? È lo Spirito Santo. Ma Noè ha preparato un scenario, un ambiente propizio allo Spirito Santo. Come? Ha forzato il bambino ad andare in chiesa? No, lui non mancava. Sa qual è il nostro problema? Vogliamo che gli altri facciano quello che nemmeno noi facciamo. Vogliamo che il nostro marito sia fedele a Dio, noi non siamo fedeli. Vogliamo che i figli siano fedeli a Dio, noi non siamo fedeli. Vogliamo che loro cerchino Dio, noi non cerchiamo Dio. Vogliamo che loro siano tranquilli, noi non siamo tranquilli. Vogliamo che loro conoscano la parola, neanche noi conosciamo la parola, abbiamo uno studio biblico una volta alla settimana. Noi non veniamo, nemmeno ci colleghiamo da casa per dire: non posso venire perché ho diversi problemi, ma sono attento alla trasmissione, mi sedo, prendo la Bibbia, sto a studiare, a meditare. No! Noi vogliamo degli altri ciò che nemmeno noi facciamo. Quando avremo? Mai. Mai. Noè non è stato un grande uomo che ha persuaso la sua casa. No, Noè è stato un credente. Noè, la Bibbia dice, fece tutto. Noè, non suo figlio, non sua moglie, Noè. Sa dove l'opera di Dio comincia? In te. Sa cosa dice Atti degli Apostoli 16:31? Credi nel Signore Gesù Cristo. Credi chi? Tu. E sarai salvato tu prima. E la tua? Finisco il messaggio stamattina dicendo che se vogliamo cessare le guerre, dobbiamo purificare i nostri cuori. Perché la guerra non finirà nel campo di battaglia degli altri, finirà nel campo di battaglia nostro. Qua. Dicendo: no, questo non voglio che faccia più parte della mia vita. Questa bomba via, questo missile via, questo carro di missile via, questo aereo che spara via, questa pistola via, questo coltello via. Cosa voglio dentro di me? Voglio il frutto dello Spirito Santo. Io voglio essere un credente, Signore. Noè ha scelto essere un credente in mezzo alla corruzione. Oggi
siamo credenti io e la mamma e la mia famiglia della parte del mio nonno, del padre della mia mamma, tutti corrotti. Oggi noi vediamo uno che parla già di Dio, un altro che chiede preghiera, un altro che resiste ma riconosce. Cosa abbiamo fatto? Niente. Non avevamo nemmeno possibilità di parlare perché non eravamo benvenuti. Ma il tempo passa e noi rimaniamo saldi. E la saldezza della nostra anima fa agli empi capire che il giusto sarà come alberi piantati a fianco alle rive d'acqua, di cui le sue foglie non appassiscono e che nella sua stagione dà il suo frutto. Hai bisogno di avvicinarsi, sì o no, alle rive? Queste tue foglie secche sono sinonimi di allontananza. Avvicinati. Il risultato che tu vuoi per la tua casa deve cominciare in te. Il risultato che tu vuoi per la tua famiglia deve cominciare in te. Perché così il Signore ci ha chiamato a vivere una vita santa, irreprensibile, per la gloria del suo nome. Amen? Parola di Dio. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu m'hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva. Priscilla, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen. Facciamo, fratelli, le nostre contribuzioni stamattina. Vorrei chiedere ai diaconi di fare la raccolta e che possiamo con gioia servire al Signore. Alleluia, saluto a tutti con la pace del Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Quella che ti ho mandato ora. Basta un pochino. Alleluia. Alleluia, Gesù. A te posso gridare, tutto viene da te
e tutto sta in te. Per te camminerò, perché tu sei la via, l'unica guida mia. Tutto qui passerà, ma il tuo amore mai mi lascerà. Sempre in te ci sarà un domani che è già pronto per me. È già pronto per me. Alleluia, Gesù. Cantiamo insieme? A te posso gridare, tutto viene da te, tutto viene da te, e tutto sta in te, e tutto sta in te. Per te camminerò, perché tu sei la via, l'unica guida mia. Tutto qui passerà, tutto qui passerà, ma il tuo amore mai mi lascerà. Sempre in te ci sarà un domani che è già pronto per me. È già pronto per me. È già pronto per me. Io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio nel tuo abbraccio, perché tu sei il mio rifugio. Io mi arrendo tutto a te, soltanto questo mi fa vivere. Io mi lancio nel tuo abbraccio, perché tu sei il mio rifugio, Gesù. Sono qui, Gesù. Sono qui. Alleluia. Canta, io mi arrendo tutto a te. Io mi arrendo, Signore. Io mi arrendo, io desisto di lottare, io desisto, alleluia, di lottare, io mi arrendo a te. Io sono qui, Signore, eccomi qua. Dice a Lui, eccomi qua, Signore, io sono qui. Io sono qui, fa di me quello che vuoi, Signore, perché io sono qui. Io sono qui totalmente arreso ai Tuoi piedi, Signore, guardami. Ma fa come una preghiera sincera. Fa come un cambiamento di vita. Fa come una chiave che gira. Alleluia, senza riserve. Dice, Signore, io sono qui. Cosa vuoi da me, Signore? Perché io ho capito che io non ho da dove andare, perché soltanto Tu hai le parole di vita eterna. La mia anima ha sete di Te. La mia fame è fare la Tua volontà. Sono qui, Gesù. Puoi cantare. Sono qui. È vero che Gesù ci vede. È vero che Gesù ci conosce. Ma questo di dire io sono qui è come se tu vuole tirare la sua attenzione e dire, Signore, guardami oggi. Guarda la mia preghiera, senti la mia preghiera, esaudisci
per la tua gloria. Alleluia, nel nome di Gesù. Signore, io voglio pregare per queste mani alzate, perché io vedo qui mani alzate. Io vedo qui, Signore, cuori che pregano, cuori che si arrendono a te, Signore. Che questa sia una vera preghiera e che tramite questa preghiera tu possa agire nel nome di Gesù, Padre. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Fratelli, ieri è stato il compleanno della nostra sorella Esmeralda, e vorrei invitarla qua per ricevere la preghiera della Chiesa. È stato anche il compleanno della Sofia, ma non c'è, la bambina di Lucas. Qualcuno ha compiuto anni questo mese già, dal primo fino adesso? Allora vieni Esme, vorrei lasciare per la tua meditazione. Il Salmo di numero 92. Salmo 92 dice: è bello celebrare il Signore, cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira e 10 corde sulla cetra, con la melodia dell'arpa, perché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie. Ó Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, ó Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, ó Signore, siedi per sempre in alto. Poiché ecco i tuoi nemici, ó Signore, ecco i tuoi nemici periranno, e i malfattori saranno dispersi. Ma tu mi dai la fossa del bufalo. Io sono cosparso d'olio fresco. I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano. Il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Amen? Quest'ultima parte. Non c'è ingiustizia in Lui. Lui è giusto. Vedi ogni cosa, capisce ogni cosa, giudica ogni cosa e ricompensa ogni cosa. Amen? Che Lui sia il tuo pagatore. Amen? Preghiamo per la nostra sorella Esmeralda, che il Signore gli dia anni di vita. Grazie perché tu sei questa donna di Dio che serve al Signore con tanta gioia. E noi, tuoi fratelli, ci rallegriamo con te per questa data, perché anni di vita chi dà è il Signore. Padre, nel nome di Gesù vorrei presentare la tua serva e ringraziarti, Signore, per questo nuovo anno di vita, per tutto ciò che tu hai fatto, Signore, nella sua vita, dalla nascita fino adesso. Grazie per la tua benedizione e per tutto ciò che tu, Signore, hai versato nel suo cuore e nella sua vita per essere di benedizione anche agli altri. Signore, che tu possa renderla forti, presenti e che il tuo nome sia glorificato nella sua vita e nella vita di tanti altri. Signore, che il tuo nome possa essere sulla porta della casa sua, che tu possa regnare, Signore, su di lei per sempre e che lei possa abitare nella tua casa per sempre e vedere la tua giustizia, perché tu sei il Signore giusto.
Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, continua con ognuno, benedice ognuno che qui è arrivato. Grazie, Signore, per ogni famiglia presente, per la Sofia che non c'è, ma ti prego che tu possa dare a lei salute e forza. Signore, che tu possa preparare un futuro brillante a lei. Anche, Signore, la Crissia, la Esther, Signore, che tu possa glorificare il tuo nome nella loro vita, fare crescere nella tua presenza. Nel nome di Gesù ti ringrazio anche per la vita di Mauro, che è venuto oggi qua, Signore, ci ha rallegrato il cuore, che lui possa tornare a casa portando con sé una grande benedizione. Continua con noi, Signore, dacci la tua grazia, nel nome di Gesù. Amen e amen. Allora, fratello Rick è stato eletto nell'ultima assemblea per fare parte del Consiglio Nazionale Giovanile della nostra missione e lui ha avuto una iniziativa di fare un gruppo su WhatsApp con i giovani e anche gli adolescenti per pregare, per condividere un versetto e il programma che sarà fatto con i giovani e gli adolescenti. Quindi vorrei chiedere sia ai genitori che possano, perché a volte noi diciamo ma che gruppo è questo? È buono che i genitori sappiano che c'è questo gruppo e cosa si fa in questo gruppo, ok? Fuori di questo non c'è permesso per fare altro, perché si parla lì in quel gruppo, io sono nel gruppo e sono lì a sorvegliare, va bene? E quindi le chiacchiere parallele no, solo in quel gruppo, ok? Quindi i giovani e gli adolescenti sono invitati a partecipare col permesso dei genitori. Amen? Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Amen. Vi benedica il Signor, vi benedica il Signor, vi benedica il Signore. Tanti auguri a voi.